I locali del Vergati Sarmeola, in divisa bianco-blu, nel primo set alla vostra sinistra, allenati da Leandro Falcini e Matteo Bivi, giocano con Filippo Dalla Tor alzatore, Emilio Maniero opposto, Massimiliano Viero e il capitano Marco Tasca schiacciatori, Alberto Frizzarin e Andrea Gelli centrali, Damiano Migliorini libero. Gli ospiti del Vempa Cib Unigas in maglia bianca, nel primo set alla vostra destra, guidati da Mario Di Pietro e Nicola Baldon, schierano Michele Baggio alzatore, Filippo Fusaro opposto, Marco De Nigris e Davide Grigolon schiacciatori, Denis Villatora e Giacomo Friso centrali, Alberto Rigon libero. Il match si apre nel segno del Vergati Sarmeola, preciso in ricezione, aggressivo in battuta e solidissimo a muro. Gli ospiti invece peccano in ricezione, pagando qualche alzata fuori misura di Baggio. Il muro del Vergati neutralizza gli attacchi di Fusaro e Grigolon, dando il là al break dei padroni di casa, che si portano sull'8-3, poi allungano sul 16-8. Gli ospiti finalizzano col centrale Friso, ma non basta per impensierire il Sarmeola, che espande facilmente il vantaggio sul 20-10, mettendo ancora sotto pressione la seconda linea del Vempa. Il centrale Andrea Gelli, ben servito da Filippo Dalla Tor, replica gli attacchi di De Nigris. Gli ospiti forzano il servizio nel tentativo di ridurre il gap, ma sbagliano e il Vergati conquista agevolmente il primo parziale per 25-15 col muro vincente di Dalla Tor su Grigolon. La ripresa inizia sulla falsariga del primo set. Le battute in salto di Gelli e Maniero propiziano il break del Vergati, avanti sul 4-1, ma il Vempa risponde prontamente affidandosi a Filippo Fusaro, che riporta sul 5-5 i ragazzi di Di Pietro. L'opposto numero 9 si esalta finalizzando i palloni servitigli di continuo da Baggio. Il muro Vempa oppone maggior resistenza agli attacchi avversari, ma il buon momento degli ospiti svanisce sull'11 pari, quando il Sarmeola infila un break pesantissimo di 7 punti, a suon di muri e contrattacchi vincenti, col centrale Frizzarin e la banda Viero splendidi protagonisti. Il muro del Vergati è imperforabile, la difesa recupera anche i palloni più difficili. Dalla Tor quasi perfetto e un devastante Max Viero fanno il resto, scavando un solco profondo. Fusaro buca la difesa avversaria quando il tabellone indica 21-12 per i ragazzi di Falcini, che replicano subito con un missile di Maniero. Poi Gelli mette a terra il pallone del 23-14, Viero inchioda un ace spettacolare. Infine il contrattacco vincente dell'ottimo Maniero chiude il secondo set sul 25-14 per il Vergati Sarmeola. I padroni di casa ripartono a 1000, mettendo alla frusta la ricezione e la difesa avversaria, con le potenti battute in salto di Andrea Gelli e con le micidiali schiacciate di Max Viero. Il Vergati scappa via sul 5-1, ma il Vempa Cib Unigas non ci sta e fa appello alle cannonate di Fusaro e all'insidioso servizio in salto di capitan Michele Marini, subentrato a Friso in avvio del terzo set, cancellando il distacco sul 5 pari. Allora ricordiamoci, non mi interessa com'è il muro, che il posto 6 sta sulla diagonale sul Maniero, sempre quando attacca da posto 1 al posto 2, ok? Il Sarmeola si riporta avanti di 2-3 punti grazie alle irresistibili conclusioni di Maniero, sommate agli errori del Vempa in fase di ricostruzione. Fusaro e De Nigris cercano di ricucire lo strappo, ma i locali impongono ancora la supremazia del muro e le violente sassate di Viero, assestando la spallata decisiva sul 22-14. Poi lo spettacolare diagonale di Viero e l'ultima schiacciata vincente di Maniero mandano in archivio il terzo set e l'incontro sul 25-17 per il Vergati Sarmeola. Abbiamo giocato veramente una brutta partita. Merito del Vergati che ci ha messo in grossa difficoltà a partire dal servizio, hanno giocato un'ottima partita. Chiaramente i nostri obiettivi rimangono quelli di inizio campionato, cioè un campionato, cerchiamo di mantenere la parte alta della classifica e di toglierci delle soddisfazioni. Ci sono ancora tante partite, chiaramente speriamo di giocare meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Siamo stati, direi, superiori in tutti i fondamentali, sia in ricezione, nel palleggio, in attacco, a muro, quindi credo che probabilmente questa è la nostra partita migliore dall'inizio del campionato. Sono molto contento perché è la prima volta dall'inizio del campionato che iniziamo e finiamo una partita con i 6 titolari in campo. Abbiamo avuto molte difficoltà quest'anno, speriamo adesso di cominciare il nostro campionato. Noi avevamo impostato una squadra con 8 giovani del 90-91 e il nostro obiettivo era fare le partite nel modo più tranquillo possibile,
per dedicarsi in modo particolare ai giovani. Purtroppo questo non ci è stato possibile farlo fino adesso, perché eravamo fino a 2 ore fa a 2 punti dalla zona rossa. È obbligo mio, da un allenatore di club, di salvaguardare la categoria assolutamente, di conseguenza le priorità cambiano assolutamente, non ci sono più priorità tecniche, ma ci sono priorità di vivere, di portare a casa la barca nel miglior modo possibile. Quando saremo salvi tranquillamente, quando la zona rossa sarà a distanza di sicurezza, vedremo a quel punto dove saremo e ci riordineremo le idee. Ma adesso abbiamo fatto solo una prima vittoria dopo un lungo periodo di digiuno. Questo ci porterà ossigeno al cervello e ci permetterà di lavorare più tranquilli, ma l'obiettivo rimane quello: allontanare la zona rossa il più presto possibile. Premesso che nello sport, come del resto in tutte le altre attività della vita, ci sono dei periodi nei quali non te ne va bene una e altri più fortunati. Noi pian piano ci stiamo tirando fuori dalla brutta china che avevamo preso e cerchiamo di trovare presto la salvezza. Certo che questa verrà raggiunta soltanto se continuiamo a lavorare e in palestra, ma anche con dei comportamenti fuori palestra che devono essere degni di un atleta e di una persona di sport. La nostra azienda, la società Vergati, che opera nel settore degli ascensori da oltre un decennio, sponsorizza la società sportiva Sarmeola perché crede nei valori fondamentali della pallavolo. Vediamo che abbiamo investito molto quest'anno nel settore giovanile, nel mini volley, e crediamo molto nei valori che gli educatori, gli allenatori possono dare ai nostri ragazzi.